Presso il ristorante Trattoria Stefan si presenta la stagione 2012 della BBM Baldo Stefan, formazione amatoriale che è reduce dalle 70 vittorie dello scorso anno e ha già iniziato la stagione con 6 successi. La scorsa stagione la vittoria nella cronometro a squadra della Versiglia Michele Bartoli, un traguardo importante specie perché rappresenta una vittoria di tutta la formazione che anche quest'anno vedrà tesserati oltre 50 atleti attivi su tutto il calendario regionale e nazionale, con nel calendario stesso alcune delle più importanti gran fondo a livello nazionale. Andiamo quindi a sentire, ad ascoltare le interviste e i contributi che abbiamo raccolto in questa giornata di presentazione per la Baldo Stefan BBM. Amedeo Bandoni, team manager della BBM Baldo Stefan, formazione amatoriale che quest'oggi svela la stagione 2012, una nuova stagione che si apre già con 6 vittorie, ma soprattutto una stagione che vi vedrà impegnati davvero a 360 gradi in tutto il ciclismo amatoriale. Sì, anche quest'anno siamo partiti abbastanza bene, facendo già 6 vittorie, 3 con Giuntoli Stefano, che quest'anno è passato nella categoria A4, e poi Del Carlo, Baldaccini e Convalle. E niente, quest'anno penso che forse potremmo essere anche più forti sotto l'aspetto di squadra, perché abbiamo rinforzato la squadra in tutte le categorie praticamente. E niente, abbiamo preso un Convalle che è anche, fra parentesi, un ex professionista, e con Stefano Del Carlo che praticamente va sempre forte, che è anche uno dei titolari della squadra, un fondatore insieme a me. E niente, ci auguriamo di fare un buon 2012 e ora si va a mangiare. Ecco, prima di passare poi a scoprire anche magari con Del Carlo quello che è l'aspetto tecnico della squadra, soffermiamoci su un aspetto che invece è fondamentale, specie in un periodo come questo in cui non è facile portare avanti un'attività come la vostra. Da sottolineare sicuramente l'impegno della BBM, che tra l'altro è anche nel nome di questa vostra formazione, ma sono tanti e tutti importanti gli sponsor che avete accanto. Sì, sono molto importanti, perché per gestire una squadra come questa sono fondamentali, soprattutto la BBM, ma ora spero di ricordarmeli tutti. C'è l'industria tessile lucchese con Serafini Nicola, calzatorificio Almo, la BBM, il CAD Pool Ecologia, la Cagi, la Casa del Freno, la Cobot, Automazione, il Domenichini qua della Nissan, il Giannini Giusto Strade, il nuovo fornaio di Marlia, il Magazine Abbigliamento, la Mobilart, la Nuova Petroli, la Punto Luce Impianti Elettrici, l'SR Impianti Elettrici, la SAF, la stazione di servizio Tamoi qua di San Vito, la Tabaccheria Olimpia e la Sport Service, e poi è entrata l'Art Glass, una vetreria qua di Lucca, e l'SP Zuccheri di Pistoia. Questi sono degli amici, collaboratori che ci danno una mano per portare avanti e niente, speriamo di fare una bella stagione anche quest'anno, con l'aiuto di tutti. Giacomo Baldaccini, lo ha ricordato in precedenza Bandoni, già vincitore quest'anno, ma non solo, infatti è uno dei fondatori, uno dei dirigenti di questa formazione BBM Baldo Stefan, che anche quest'anno, lo dicevamo, partita alla grande con 6 vittorie e comunque va da una formazione che nel ciclismo amatoriale osserverà un calendario di tutto rispetto. Sì, è stata un po' una scommessa anche quest'anno. Alcuni ci avevano dato un po' diciamo, perdenti a fine stagione dell'anno scorso, che ci sono stati un po' di abbandoni anche di vecchie conoscenze, vecchie amicizie, hanno cambiato squadra, sempre rimanendo comunque amici ed d'accordo con noi. E abbiamo
io e Stefano insieme a Amedeo abbiamo cercato nuovi atleti, siamo riusciti a formare un'altra grande squadra, siamo partiti bene. Personalmente ci tenevo molto a vincere la prima gara, è andata bene e la stagione sembra che sia improntata su quantomeno la partenza ottima. Ecco, una formazione la vostra, sicuramente di primo piano nel ciclismo amatoriale toscano e non solo, nata da un gruppo di amici che ha deciso, grazie anche al contributo, l'abbiamo ricordato in precedenza, di tanti partner, tra cui la BBM, di mettere su questa formazione. Sì, un elogio importante va dato a Amedeo, che veramente riesce già anche quest'anno a tenere insieme tantissimi sponsor. Come sappiamo tutti, il momento assolutamente non è dei migliori in nessun tipo di mercato, in nessun settore, e quindi questi, diciamo, amici che ci danno una mano nel tenere una squadra come la nostra, che insomma vanta una cinquantina di atleti, tra cui 30 operativi direi tutte le settimane, tante volte anche 2 corse alla settimana. Quindi non è semplice, non è facile. Amedeo in questo è effettivamente una delle migliori persone che riesco a ricordare, che riesco a tenere insieme tanti sponsor in questo modo. Fabrizio Convalle è uno dei nuovi arrivi qui alla BBM Baldo Stefan. Dopo davvero una vita dedicata al ciclismo, l'approdo in questa formazione, e a questo punto la domanda d'obbligo è: quali sono le prime impressioni di questo gruppo di amici che è davvero così numeroso e davvero così affiatato? Ma innanzitutto vorrei ringraziare Stefano Del Carlo, che è stato uno dei primi che mi ha voluto nella sua squadra, e veramente ho trovato un gruppo di amici molto affiatati, è veramente un gruppo amatoriale che si diverte alle gare. Sì, in effetti vuole anche vincere, però vedo che c'è molta tranquillità, i ragazzi vanno molto d'accordo e secondo me è lo spirito giusto per affrontare queste gare a livello amatoriale. Gli obiettivi per il 2012 di Fabrizio Convalle quali saranno? Ma no, gli obiettivi, l'agonismo ci vuole, bisogna divertirsi, poi è chiaro che tutti vogliono vincere, anch'io voglio vincere, però l'importante è divertirsi e stare alle regole, ecco. Il ciclismo è divertimento e sicuramente in questo gruppo della BBM Baldo Stefan non manca la voglia di divertirsi ogni qualvolta ci si allena insieme e si va alle corse assieme. Andrea Dell'Amico, uno dei nuovi arrivi, è entrato subito nell'ottica di questa formazione e già dalle prime gare si è accorto come davvero il ciclismo può unire tanta gente. Sì, quest'anno è il primo anno che sono qui a questa squadra e comunque tutti i ragazzi che conoscevo già nelle passate stagioni, e in questa categoria qua l'anno scorso era molto più dura perché si correva con la categoria anche dei più giovani. Quest'anno penso che insomma siamo partiti bene, stiamo vincendo e anche per conto mio insomma vedo che la cosa è un pochino più morbida, via, si corre meglio in questa categoria qua. Speriamo che arrivano i risultati anche per me. Stefano Del Carlo, uno dei fondatori della BBM Baldo Stefan, che anche quest'anno si svela, si presenta per la stagione 2012 e lo fa con già 6 vittorie all'attivo in questa stagione, una proprio firmata da Stefano Del Carlo. Chi bene comincia è a metà dell'opera. Questo direi che può essere un bel auspicio. Sì, abbiamo cominciato benissimo quest'anno, 6 vittorie già nel primo mese. Comunque quello che più conta è che la squadra è competitiva, è ben amalgamata, siamo un bel gruppo, insomma poi in fin dei conti le vittorie sì, contano, ma l'importante è essere un bel gruppo di amici che va a correre, che va a fare delle scene, che insomma l'aggregazione penso che sia la cosa più importante in fin dei conti, via, diciamo. Comunque buon inizio. Tanti nuovi ingressi anche quest'anno, come ha ricordato, più che di atleti, di amici. Le occasioni per divertirsi non mancano mai, a partire dalla domenica quando si va alle corse. È quello il primo momento di aggregazione della formazione. Sì, anche quest'anno abbiamo preso qualcuno se n'è andato, qualcuno è arrivato. Come dicevo prima, la squadra è molto competitiva e niente, ripeto, un bel gruppo, veramente un bel gruppo, sono molto contento di questo.
Lo scorso anno 70 vittorie, tra cui spicca il successo nella cronosquadre Michele Bartoli in Versilia. Quest'anno l'obiettivo è sicuramente far bene, il calendario è di quelli impegnativi. Sì, rifaremo sicuramente la gara per fare bene, e poi anche quest'anno saremo impegnati in tutte le gran fondo migliori, sia nazionali, sia toscane che nazionali, Spolful, Dolomiti e quant'altro. L'anno scorso abbiamo fatto bene anche in queste competizioni, speriamo di essere competitivi anche quest'anno. Sicuramente la squadra ha le potenzialità per poterlo fare e parteciperemo, insomma, agguerriti per poter portare a casa, se è possibile, dei buoni risultati per noi e per i nostri sponsor che sono fondamentali per la riuscita di questa squadra, diciamo. Siamo con uno dei fondatori della Baldo Stefan BBM, con Walter Orsi. Una sfida che avete raccolto, un gruppo di amici che ha deciso di far nascere questa formazione. Raccontiamo un po' al nostro pubblico, ai nostri telespettatori, come è nata la BBM Baldo Stefan. Ma la BBM Baldo Stefan è nata l'altro anno fra una fusione dell'Auser e la vecchia Baldo Stefan. Siccome siamo un gruppo di amici che ci si frequenta in allenamento, così abbiamo deciso di fare questa fusione di squadra e unire le forze. Insomma, già l'altro anno abbiamo avuto ottimi risultati, quest'anno ci siamo, secondo me, rinforzati. E insomma, nelle prime gare abbiamo già avuto parecchi buoni risultati, delle vittorie, piazzamenti, insomma siamo contenti. E un calendario, noi parlavamo anche in precedenza con chi ti ha preceduto nelle interviste, un calendario importante con la BBM Baldo Stefan impegnata su tutto il territorio nazionale. Sì, abbiamo in programma, a parte i circuiti, queste corse qui, poi delle gran fondo, medio fondo, ci sono degli atleti nostri che fanno molte gran fondo anche a livello nazionale. Insomma, un po' tutti cerchiamo di fare, chi farà il Granducato, cronometro, ci stiamo muovendo in tutte le strade. Per chi il 2012 è iniziato nel migliore dei modi è sicuramente Stefano Giuntoli, già 3 successi in questa stagione, il 50% delle vittorie che la BBM Baldo Stefan ha ottenuto in questo primo mese di corsa le ha firmate proprio Giuntoli. Allora Stefano, un inizio così non poteva essere inizio migliore? No, come hai detto te, ci sono già 3 vittorie su 5 corse, un terzo posto. C'è da dire che quest'anno per la prima volta poche corse ce l'ha fatta a fare una preparazione invernale come si deve e infatti poi sta vedendo i risultati ora, anche diciamo con l'aiuto della squadra, perché siamo un gruppo di persone che diciamo tutti per ora stiamo pedalando e a me mi gabba arrivare in volata, ma ho degli amici che effettivamente mi danno una mano a tenere la corsa chiusa, perché tanto da solo, lo sai anche te, non è che si può ottenere più di tanto. Un gruppo di compagni, un gruppo di amici, e quest'oggi è l'occasione perfetta per iniziare la stagione tutti insieme. Sì, oggi come sai facciamo la presentazione della squadra, abbiamo corso stamattina, insomma è andata come è andata, compenso ho vinto ieri, accontentiamoci dai. Luciano Martini, a testimonianza di quanto davvero il gruppo sia importante nella BBM Baldo Stefan, a detta tua non sei un vincente, ma non importa vincere nel ciclismo, importa saper fare gruppo e saper festeggiare tutti insieme. Diciamo che, se questo bisogna proprio dirlo, non sono un vincente, però sono uno che do una mano ai miei amici e si cerca di fare il possibile per portare questa stagione al massimo dei livelli e divertirci. E la stagione inizia nel migliore dei modi, ovvero con un bel pranzo tutti assieme. Con un bel pranzo, e vorrei anche dire che è iniziata anche già con delle vittorie, già abbastanza, insomma, siamo molto contenti già. Anche nel mondo del ciclismo amatoriale la comunicazione è importante, la BBM Baldo Stefan grazie alla passione di uno
dei loro, diciamo così, dei ragazzi che fa parte di questo gruppo riesce ad avere un sito costantemente aggiornato. Roberto Benedetti, atleta e colui che tiene continuamente aggiornato questo sito, per voi è importante avere un punto di riferimento anche sul web e anche un modo per raccontare le vostre avventure? È un modo per raccontare le nostre avventure, esatto, è nato per scherzo, poi piano piano con l'aiuto di un po' tutti gli atleti l'abbiamo migliorato e lo manteniamo aggiornato. Io sono, diciamo, quello che li coordina, però poi ci lavoriamo in più di uno e mi sono accorto che molti lo usano per le locandine, per le informazioni e spesso mi chiedono anche di caricare le informazioni al riguardo, per cui siamo abbastanza contenti.